Va bene, gloria al Signore. Abbiamo la Bibbia, leggiamo nel secondo libro della Bibbia, che è l'Esodo, che vuol dire uscita. Leggeremo il capitolo 3, dal primo verso fino al verso 14. Esodo, capitolo 3. Esodo, capitolo 3, dal primo verso fino al verso 14. Amen, avete trovato? Alleluia. A Dio sia la gloria. Amen. Amen. Mosè pasceva il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge diretto al deserto, giunse alla montagna di Dio, a Oreb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Allora Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere. Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi aggiunse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare il Dio. E l'Eterno disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, perché conosco i suoi affanni. E sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei. E ora ecco, le grida dei figli di Israele sono giunte a me, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Ora dunque vieni, e io ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e per trarre i figli di Israele dall'Egitto? E Dio disse: va, perché io sarò con te, e questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete il Dio su questo monte. E Mosè disse a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele, avrò detto loro: l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che cosa gli risponderò loro? E Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Amen. 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 Fin qui la lettura della parola del Signore e la chiamata di Mosè a intervenire. Dio decide di intervenire dopo 400 anni di oppressione, di schiavitù di Israele. Il popolo continuava a gridare a Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, da 400 anni. Se mi dite: ma perché Dio ha aspettato 400 anni? Io non so rispondere. Posso solo dire che la scrittura ci informa di questo: 400 anni. E dopo 400 anni Dio si serve di un uomo,
di nome Mosè. Perché 400 anni? Perché forse in questi 400 anni non c'era un Mosè. Ma Dio ha pazienza. Quando interviene sa come intervenire, quando intervenire. A volte bisogna aspettare. Il popolo ha dovuto aspettare 400 anni, ma Dio ha provveduto un Mosè, questo uomo, che vuol dire il nome salvato dalle acque. Sappiamo la storia, vero? Alleluia, viene salvato. La sorella lo porta al fiume Nilo, in una cesta, sperando che qualcuno lo possa prendere, salvare. Chi lo salva? La sorella del faraone. Lo salva, lo adotta come suo figlio, sa che è un bambino ebreo, perché c'era una coperta che dava testimonianza che era ebreo, ma non gli importava. Questa donna voleva un figlio. Stai zitto, fammi parlare. Questa donna voleva un figlio, lo fa crescere a casa sua, cresce come un egiziano. E quando riceve la chiamata da parte del Signore, questo episodio che abbiamo letto, lui ha 80 anni. C'è da chiedersi, ma come mai a 80 anni Dio lo chiama? Perché Mosè doveva essere preparato a fare quello per cui Dio lo stava chiamando. Era sicuramente istruito, aveva ricevuto istruzione altissima, essendo figlio della sorella del faraone, no? Un'istruzione egiziana, di cultura, ma aveva bisogno di istruirsi un'altra scuola, quella del pastore. E in questi anni lui conduceva il gregge del suocero. Ha imparato come si fa il pastore, colui che si prende cura delle pecore. A 80 anni Dio lo chiama. Abbiamo letto che l'angelo del Signore apparve. Quando nel Vecchio Testamento leggiamo che l'angelo del Signore appare, è Dio stesso che appare. Apparve in questa, possiamo dire, in questa esperienza sovrannaturale, no? Un pruno, un albero, prende fuoco e non si consuma. Il fuoco rimane sempre acceso e forte. Attira l'attenzione di Mosè. E Mosè decide di andare verso il fuoco. Si scosta da dove era, decide di andare lì, per andare a vedere questa visione. E Dio vede che Mosè si avvicina e gli parla. Sente una voce uscire da quel pruno ardente. Alleluia. E Dio lo chiama, dicendogli: togliti i calzari, perché il suolo sul quale tu stai è un suolo sacro. Io credo che ogni volta c'è la presenza del Signore, il luogo dove ci troviamo, quello è un luogo santo. Amen. Siete d'accordo? Amen. Anche questo luogo è un luogo santo, perché qui c'è la presenza del Signore. Alleluia. Alleluia. Quel toglierti i calzari è come dire: togli tutte le tue impurità. E noi dobbiamo toglierci delle impurità per stare alla presenza del Signore. Amen. Siete d'accordo? Amen. Amen. La presenza del Signore, godere alla sua presenza, stare alla sua presenza è il più grande dei privilegi. Amen. 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 Alleluia. Qualcuno ambisce a stare insieme ai grandi del mondo, no?
È un privilegio stare con... Io voglio stare con Dio. Amen. Io voglio la presenza di Dio, voglio stare alla sua presenza. Amen. Voglio sentire la sua presenza dentro di me. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Togliti i calzari. Non ti avvicinare, togliti i calzari. Perché il luogo sul quale stai è un luogo santo, santo. Il Signore rivela a Mosè la sua santità. La santità di Dio è l'attributo che si riferisce alla completezza, alla purezza, alla perfezione del carattere di Dio. Amen. Amen. Significa separazione. La parola santo vuol dire separazione dal peccato, dal male, e invece vuol dire fedeltà e giustizia. Dio non solo è santo, ma la scrittura ci rivela che è 3 volte santo. Amen. È santo, santo, santo. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Ora, al versetto 7, Dio dice a quest'uomo, Mosè, ho visto l'afflizione del mio popolo. Alleluia. Nello stesso modo in cui il Signore si preoccupava della situazione estrema, di estrema sofferenza del suo popolo in Egitto, ancora oggi Dio continua ad essere consapevole di tutte le sofferenze umane. Amen. Sapete, parlando con delle persone non credenti, quando parliamo del Signore, la prima cosa che mi dicono è: ma Dio non vede. Dio vede. Dio vede. Dio si rattrista. Dio piange. Amen. Alleluia. Amen. Dio soffre e vuole aiutare il suo popolo, vuole aiutare l'umanità, e Dio ha voluto aiutare l'umanità mandando il suo figliolo Gesù. Amen. Ma qual è stata la risposta dell'umanità? Grazie, ma no grazie. Rifiuto. Gesù è stato rifiutato, accettato, ma anche rifiutato. Alleluia. Ancora oggi viene accettato da pochi e rifiutato da molti. Ma Dio ha già fatto qualcosa per l'umanità. Amen. 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 Non vede Dio, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo. Perché lo rifiuti? Mi rimangono così, non mi sanno dare risposta. Dio è intervenuto già. Quello che stiamo vivendo è conseguenza del rifiuto dell'uomo di rispondere alla chiamata di Dio. Amen. Signore, aiuta. Dio ha chiamato: Adamo, dove sei? E Adamo si nascondeva. Dov'è l'uomo? L'uomo dice: dov'è Dio? Dio c'è e ci ha dato prova. Amen. Ma dov'è l'uomo? Dio ancora oggi chiama, come ha chiamato Mosè, chiama uomini e donne Amen. a servirlo. Amen. 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 Gloria al Signore. Non chiama solo i pastori a curare il gregge e la chiesa, chiama tutti per servirlo. Amen. In un modo che in un altro siamo tutti chiamati da Dio. Amen. Amen, per servirlo, Alleluia, Signore. per fare la sua volontà. Amen. Amen. Per consacrarci a Lui. Alleluia. Gloria a Dio, per vivere in questo mondo non come quelli che non conoscono Dio, ma come figli di luce, Amen. come figli di Dio, che danno una buona testimonianza. Alleluia. Amen? A questo ci ha chiamati il Signore. Alleluia. Ho visto l'afflizione del mio popolo, e ancora oggi Dio vede l'afflizione tua, mia, della Chiesa, di tutto il suo popolo. Amen. Amen. Alleluia. E non rimane indifferente, ma vuole intervenire. Vogliamo noi cercare Dio. Amen. Amen. In ogni nostro problema, in ogni nostra difficoltà, in ogni nostro penale, vogliamo cercare Dio. Amen. Amen. Vogliamo affidarci a Dio. Alleluia.
nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Ora egli ode il grido di quanti sono in difficoltà. Il popolo di Dio può e deve invocarlo affinché egli intervenga nella sua misericordia e rechi il beneficio della sua presenza. Amen. Amen. Nel tempo che egli ha stabilito, egli ci libererà. Amen. Alleluia. Alleluia. Dobbiamo dedicarci nelle nostre difficoltà di più alla ricerca di Dio. Amen. Se siamo pieni di problemi, se siamo pieni di difficoltà, dobbiamo stringerci di più a Dio. Amen. Dovremmo passare più tempo alla preghiera, nella preghiera. Gloria a te. Dovremmo invocare il suo nome, amen, Amen. e chiedere allo Spirito Santo di darci quella forza necessaria, amen, di affrontare ogni situazione ed essere vittoriosi nel nome di Gesù. Amen. E invece purtroppo siamo pigri, purtroppo ci lasciamo andare e non riusciamo ad assaporare la vittoria che invece abbiamo come figli di Dio in Cristo Gesù il Signore. Amen. Alleluia. E allora faccio un'esortazione: stringiamoci di più al Signore, Amen. impegniamoci di più. Amen? Perché la nostra vittoria è Gesù, Amen. la nostra salvezza è Gesù, Amen. la risposta alle nostre domande è Gesù. Amen. Amen. La soluzione ad ogni problema è Gesù. Alleluia. Perciò invochiamolo, cerchiamolo. Amen. Amen. Alleluia. Dio fa una promessa: io libererò il mio popolo e lo porterò in un paese dove scorre il latte e il miele. Versetto 8, il latte e il miele. Era un detto all'epoca, un detto ebraico, era un detto noto e si riferiva a luoghi ricchi in quanto alle risorse e all'agricoltura, no? Cioè, in quella terra c'è il latte e il miele, era un detto, dando l'idea che Dio da quel posto di schiavitù, dove tu eri schiavo, avrebbe condotto in una terra tua, amen, una terra più ricca di quella dove stavi, ma lì eri in una condizione di peccato, di schiavitù. Adesso Dio ti conduce in una condizione di libertà. Amen. Sei libero di godere delle risorse che Dio ti regala. Alleluia. L'Egitto rappresenta anche il peccato, la schiavitù. Gloria a Dio. E grazie a Dio che siamo usciti fuori dall'Egitto anche noi, vero? Amen. Amen. Siamo usciti dall'Egitto. Amen. Alleluia. Siamo pellegrini, abbiamo la terra promessa, siamo arrivati alla terra promessa. Amen. La terra promessa è il cielo per me. Amen. Per il popolo di Israele era Israele attuale, no? La Palestina. Gloria a Dio, non voglio entrare nei meriti. Poi la condivisione con altri popoli e così via, ma quella era la promessa di Dio. Per noi la nostra terra promessa è il cielo. Amen. Alleluia. Siamo pellegrini, siamo in viaggio. Non abbiamo più Mosè che ci guida, abbiamo Gesù Cristo il Signore. Amen. Non in forma fisica, ma il suo Santo Spirito. Amen. Ci Amen. guida, ci porterà in cielo. Alleluia. Gloria a Dio. Quella è la terra promessa per noi, dove scorre il latte e il miele. Alleluia. Dove ci sarà sempre la presenza di Dio, dove non temeremo malattie, Alleluia. sofferenze alcune, dolori. Amen. Ma vivremo per sempre nella gioia, Alleluia. nella vita eterna. Gloria a Dio. Gloria. Ora Mosè fa un'opposizione a Dio, dice: ma chi sono io? Perché io? Chi sono io per andare dal faraone? Tu sei colui che ho scelto e ti faccio una promessa: io sarò con te. Amen. Amen? Amen. Chi sono io? Certo, una posizione, uno che si rende conto di non avere tanti mezzi, no? Chi sono io? Chi sei tu? Non siamo nulla senza Dio.
Amen. Ma con Dio possiamo fare la differenza, possiamo fare cose grandi insieme a Lui. E Dio ha fatto una promessa a Mosè: io sarò con te. Amen. Amen. Alleluia. Poi giustamente Mosè fa una domanda: ma vabbè, io ci vado dove tu mi mandi, ma se mi dicono ma chi è questo Dio? Perché dopo 400 anni di schiavitù il popolo aveva perso il senso anche del rispetto verso il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Anche se c'era chi pregava e aspettava la liberazione, la maggior parte aveva ormai perso il senso del rispetto di Dio. A chi è questo Dio? Stando con gli egiziani, l'idolatria degli egiziani era entrata anche nel popolo di Dio. E quindi, ma chi è questo Dio? E Dio rivela il suo nome, rivela se stesso, il suo nome personale: io sono colui che sono. Alleluia. È una frase che in lingua ebraica indica azione. Amen. Cioè Dio non è un Dio morto, Dio è vivo, amen, è vivente, è in azione, amen. Amen. Dio stava dicendo a Mosè, parafrasando: io voglio essere conosciuto come il Dio che è presente e il Dio che è attivo. Alleluia. Io sono è presente, amen. Amen. Colui che sono e rimango presente, sono attivo, amen. Alleluia. Alleluia. E poi da un'elaborazione linguistica si risalisce poi al nome di Dio in ebraico, che è quello che conosciamo, Yahweh. Ma si può pronunciare mettendo le vocali, la A e la E, altrimenti sarebbe assolutamente impronunciabile. Con Y, H e W e di nuovo H. Mettendo la A e la E si legge Yahweh. È una elaborazione umana per dare un senso, no? Ma il nome di Dio è qualcosa di impronunciabile. Dio è 3 volte santo. Amen. Alleluia. E questa riflette la promessa costante della presenza del Signore presso il suo popolo ed esprime anche il suo amore fedele, la sua cura e il suo desiderio di ristabilire con il popolo una giusta relazione. Io sono con te, in mezzo a te, sono presente, mi invochi, io ci sono. Amen. Alleluia. È significativo quello che ci comunica il Nuovo Testamento riguardo a Gesù. Quando Gesù nacque fu chiamato l'Emmanuele. In Matteo capitolo 1 versetto 23, che tradotto vuol dire Emanuele, Dio con noi. Amen. Alleluia. E poi anche Gesù si riferiva a se stesso con il nome io sono. Quando fu davanti a Pilato, vi ricordate? Pilato, preso da non so cosa, fervore, disse: ma la verità, ma cos'è la verità? Come risponde Gesù? Io sono. Amen. Amen. Alleluia. Questo ci fa dedurre come Gesù è Dio. Amen. E Dio si è rivelato nel suo figliolo Gesù, in forma umana. Amen. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Come conclusione di tutto questo discorso, cosa possiamo dire? Che Dio chiama ancora oggi. Molti rispondono no. E forse c'è bisogno, cari del Signore, veramente di vedere il fuoco davanti a noi. Non un pruno ardente, quel fuoco che è figura dello Spirito Santo. Amen. Bisogna che ci rendiamo conto che Dio è Spirito, Amen. è una dinamite, una forza. E quando ci chiama, il suo Santo Spirito non si accende in un albero o in qualcosa esterno, ma vuole accendersi dentro di noi, dentro la mia vita, dentro la tua vita. E allora quando
quando si accenderà questo fuoco, sentirai la chiamata e dirai come Mosè, eccomi. Alleluia. Amen. Oppure dirai, sì Signore, sono qui. Cosa vuoi che io faccia per te? Amen. Amen. Per questo dobbiamo pregare per un risveglio. Amen. Pregare il Signore che battezzi ancora nello Spirito Santo. Amen. Perché sapete, le mie parole, le prediche possono arrivare fino a là, ma se non c'è l'azione dello Spirito Santo, la parola la ascolti da un lato ed esce dall'altro. Invece la parola deve giungere al cuore. Amen. E giungere al cuore solo se lo Spirito Santo si accenderà dentro di te. Alleluia. Alleluia. Non potrai dire, Amen. come molti dicono, no, ancora no. Sì, so chi è Dio, ma voglio del tempo ancora per me. Come se Dio ti togliesse del tempo. Dio non ha tolto del tempo a Mosè, anzi, è campato ancora per altri 80 anni. Gloria a Dio, non toglie del tempo il Signore, ma arricchisce e benedice la tua vita. Amen. Alleluia. Qualcuno dirà, sì, lo so che dovrò un giorno accettare Gesù nella mia vita, ma ho bisogno ancora di vivere la mia vita, come se Dio vuole rubare la tua vita. No, Dio non ha mai tolto niente a nessuno. Ha preso e quello che ha preso ha arricchito, amen, e lo ha benedetto e lo ha restituito. Gloria a Amen. Dio. Alleluia. Amen. Alleluia. Quindi vogliamo impegnarci nella preghiera, Amen. perché come genitori vogliamo che i nostri figli siano chiamati. Amen. Amen. Non a diventare Mosè o Geremia, a me non interessa. Mi interessa che vengono chiamati dal Signore Amen. e che possano rispondere, sì Signore, voglio darti la mia vita, Amen. ma non per una convinzione umana, ma perché lo Spirito Santo è stato acceso nel loro cuore. Amen. Alleluia. Che straordinarietà, vedete, lo Spirito non consuma, quel fuoco non consumava quell'albero. Poi quando Dio ha finito di parlare a Mosè, si è spento da solo, è andata via la presenza di Dio, quel pruno si è spento ed è rimasto un pruno, non bruciato, ma continuiamo a dare i suoi frutti. Amen. Amen. Questa è la straordinarietà di Dio quando ci usa, ci prende e non per buttarci. Ci sono quelli che ti usano finché puoi e dopodiché non sei buono più. Grazie, così fai il diavolo. Il diavolo ti prende, ti sfrutta, ti usa e ti butta. Ma così non fa il Signore. Ti prende, ti usa, ti benedice. E benedice non solo la tua generazione, ma anche la generazione dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli. Amen. 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 Alleluia. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Amen. Preghiamo il Signore per un risveglio. Amen. Senza quell'unzione forte che scende dal cielo, noi non possiamo fare nulla. Ancora oggi abbiamo bisogno dell'azione dello Spirito Santo Amen. nella vita della Chiesa, Amen. nella vita personale di ognuno di noi. Amen. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Dio. Gloria.